E adesso andiamo a Gemona, primo servizio, situazione dell'ospedale. L'aria che tira, una bufera, servizio. Una giornata di anticipo di primavera per capire qui a Gemona che aria tira, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro dell'ospedale, se questa benedetta primavera arriva anche per voi oppure è già calato l'inverno definitivamente. Assolutamente no, noi continuiamo la nostra lotta ormai ultraventennale e prima o poi il tempo ci darà ragione perché appunto è galantuomo. In questo periodo fra l'altro sono emersi i dati della mortalità regionale e guarda caso le zone di montagna e le zone dove gli ospedali sono stati chiusi o riconvertiti hanno il numero di morti maggiore. Questo lo dice molto lungo e chiaramente non serve commentare. Senta, per quanto riguarda ad esempio le valli del Natisone, zona di Cividale, la regione ha trovato una sistemazione, nel senso che ha aperto un punto di primo soccorso, usiamo questo termine, no? Con ambulanza automedica. Per quanto riguarda invece l'area dell'Alto Friuli e comunque del Collinare, si aspetta qualcosa? In effetti la riforma prevedeva l'automedica Tolmezzo di cui non c'è ombra. Sono state esportate alcune ambulanze nelle vallate della Carnia e a Chiusaforte, cosa che è assolutamente condivisibile, però la chiusura del pronto soccorso di Gemona con la sua area di emergenza e i posti di osservazione non hanno fatto altro che gravare ulteriormente le strutture di San Daniele e Tolmezzo senza dare risposte effettive a questa zona. Ecco, per concludere Polano, la domanda di rito è 2017 come 2016, cioè questo non è bisesto, ma pare comunque funesto. In effetti il 2017 purtroppo non porterà novità, visto che l'assurdità assoluta che la Regione dimostra nei confronti della sanità regionale. Hanno fatto delle scelte, le vogliono portare fino in fondo, se ne accorgeranno alle prossime elezioni.